Giovanni, assessore al lavoro, qua a Portoviro per inaugurare un centro per l'impiego importante della Regione Veneto, patrocinato dalla Regione Veneto, in un territorio che decisamente ha delle difficoltà in questo momento del lavoro. Ricordiamo il cantiere navale, la pesca, ricordiamo anche l'influenza negativa della vicenda Berco e come si sta muovendo la Regione Veneto in questo momento. Dunque, la Regione Veneto, supportata dall'unità di crisi aziendali che è incardinata presso Veneto Lavoro, che oggi tra l'altro inaugura questo nuovo punto periferico del centro per l'impiego del lavoro a Portoviro, sta gestendo e monitorando diversi tavoli che presentano delle criticità. Uno di quelli che si è concluso positivamente in questi giorni è quello del cantiere navale Vittoria, che abbiamo seguito da mesi e che finalmente vede il rilancio con il subentro di una nuova proprietà con CNV e che ci ha garantito appunto di mantenere tutti i circa 40 lavoratori che erano in forza anche con la nuova gestione. Poi abbiamo chiaramente il tavolo Berco che riguarda lo stabilimento di Coparo, ma dove sono impiegati tantissimi polesani, che è attenzionato e che stiamo trattando insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. E poi c'è il settore pesca, che per noi risulta essere un settore trainante che stiamo cercando di gestire con il commissario straordinario Caterino, che ha presentato il piano di gestione e che è già in fase di attuazione di questo piano. È chiaro che c'è molto da fare, l'assessorato al lavoro che qui rappresento sta gestendo e monitorando tutte queste situazioni che riguardano il Polesine, che è una terra a me particolarmente cara, ma che riguardano anche il Veneto, perché in Veneto abbiamo parecchi tavoli di crisi che stiamo seguendo. Questo non vuol dire che ci si debba spaventare, vuol dire appunto che però ci sono delle situazioni di profondo cambiamento in cui abbiamo il dovere di essere al fianco delle nostre imprese e dei nostri lavoratori.